Hai ripreso a lavorare? Sto ancora in quei giorni. Ma no, ma adesso no. E in quei giorni penso che non vado neanche a paracadutismo, figurati lavoro. Sto stanco. Sì. Sto sfogliato, diciamo. Svogliato. Sto stremato, ma non del tutto, parzialmente stremato. Sto solo a voglia di stare nella penombra, con gli occhi sgarrati, Sbarrati. a guardare il soffritto, hai capito? No, il soffitto. Vabbè, Che se si brucia la cipolla, ti entra in casa Tonino Cannavacciuolo in ciccia e ossa e ti tira una mazza in coppa che resti in stato di sciocco per 2 giorni. Mannaggia vero. mamma ta frappata, papata, cognata e a nonna ta pappata. com'è che passi le giornate? Guardi la TV? Guardo anche la TV, sì. Su anche la su qualche TV, piattaforma a pagamento? No, io sto un tradizionalista, io sto un italiano vero con l'autoradio giù dalla No, finestra come l'ho trovato giù dalla finestra? e il canarino dentro la minestra. No. Io guardo la Rai, come Ah. si dice, sono un guardarai. Che cosa? Senti, del tuo Napoli cosa mi dici? Immagino che tu sia tifoso, tra l'altro. Io sto un grande tifone. Grande. Io sto un tifone. Stavo tifone ancora prima che nascete. Sì. Io stavo un tifone ancora quando faceva petting i miei genitori. Ok, vabbè. Dico che oggi come adesso o Napoli sta in un momento molto pasta di fissante. Cioè? Ok. Delicato. Spero veracemente che non ci sta qualche astice nello spogliatoio, perché dopo un poco gli astici stanno come gli ospiti. Cioè? Puzzano dalla testa e anche dai piedi. E spero che sta solo un periodo così, seduto al finestrino. Cioè? Passeggero. Guarda, non ti nascondo e nemmeno ti faccio vedere che sto preoccupato. E a tutti quei tifoni di altre squadre che congolano che Napoli sta in difficoltà, ricordatevi che la ruota gira sulla bocca degli stalker. Tutti insieme. A chi A chi t'ha muerto.